Avrebbe potuto essere pesante il bilancio del maltempo con vento forte e pioggia che si è abbattuto su Vittorio Veneto. Cittadini erano stati preventivamente avvisati dal sindaco delle condizioni in rapido peggioramento e questo ha evitato che accadesse il peggio. Guardate, questa lamiera di 2 metri è volata davanti al piazzale della stazione, mentre poco più in là questo grosso albero si è abbattuto sul parco dei giardini, proprio davanti all'Hotel Flora. Mi faceva paura il vento e la cosa, la pioggia che c'era, ha fatto parecchio paura. Poi quando ha sentito il boato è sceso giù? No, eravamo qua fuori. L'albero spezzato è caduto accanto alle panchine, al suo interno parecchi nidi di calabrone. Abbiamo avuto appunto la caduta di alberi pesanti che per fortuna si sono rivelati tutti dei galantuomini, nel senso che sono caduti senza far danni, senza ferire nessuno o peggio. Certo è che queste considerazioni che seguiranno nei prossimi giorni dovranno ricomprendere anche un'analisi generalizzata del nostro importante patrimonio arboricolo. In una normale gestione del verde pubblico gli alberi vanno sostituiti quando sono ammalorati, non possiamo affidarci alla fortuna e per adesso siamo stati fortunati, ma io non posso affidarmi alla fortuna. Gli alberi ammalorati devono essere tagliati e sostituiti immediatamente. La questione è confermata anche da chi frequenta abitualmente questa zona. L'albero era marcio, probabilmente doveva essere curato prima, anche perché c'era stato un intervento qualche anno fa. Erano già previsti, appunto. Purtroppo dopo se fa danni si vedono, qualche cosa in più bisogna farla. Per esempio i tombini qua giù sono tutti tappati. Alle 7 di sera le prime raffiche di vento, poi la pioggia, rami caduti ovunque, alberi letteralmente spezzati. Qui siamo in via Galilei, il legno come sughero tra le mani. Sono alberi evidentemente malati. Lungo la via si vedono chiaramente a sinistra le alberature sostituite, mentre a destra quelle malate. Poi al parchetto di via Toniolo, che costeggia la ciclabile che lampisce il Meschio. Anche qui rami caduti sulle giostrine, più o meno grandi. Una vegetazione che con un vento come quello di ieri sera può diventare davvero pericolosa. Il livello del Meschio, sempre sotto controllo grazie ai sensori posizionati sul fondale, non ha destato preoccupazioni. Ma poco più in là il tetto del deposito della Moma si è squarciato con pezzi di lamiera che si sono alzati. Le raffiche di vento si sono incuneate lungo questo sottopasso per irrompere con tutta la loro forza e alzare la lamiera. Nessun mezzo fortunatamente è stato danneggiato, altre pensiline in città sono cadute. L'importante adesso è nei prossimi giorni rimediare un pochettino ai chiusini che si sono otturati dal forte apporto di foglie, asportare queste piante e poi pensare a mettere un pochettino più in sicurezza la situazione, non è più accettabile di affidarsi alla fortuna.